Le criticità emerse per le due banche venete sono riconducibili, in ultima istanza, all'inadeguatezza del loro governo societario e in tale ambito all'autoreferenzialità del management. Bastano 10 secondi al capo del Dipartimento di Vigilanza Bancaria e Finanziaria di Bankitalia, Carmelo Barbagallo, per tracciare un profilo netto di quel che è successo dentro le due banche venete, Popolare di Vicenza e Veneto Banca. Il numero uno della vigilanza ha parlato davanti alla commissione bicamerale chiamata a far luce su quello che è successo negli istituti di credito. Gli amministratori, ha spiegato Barbagallo, hanno ripetutamente occultato importanti informazioni alla vigilanza di cui hanno deliberatamente disatteso le richieste. Prestiti erogati con leggerezza o in conflitto di interessi hanno contribuito al deterioramento della qualità del credito dopo gli effetti della crisi, portando i due intermediari in prossimità al dissesto. Barbagallo è anche intervenuto sui dipendenti Bankitalia assunti dagli istituti di credito e si è limitato a dire che è fatto non gradito a Bankitalia. Davanti a senatori e deputati ha quindi tracciato una riga sulle competenze. Non si può vietare prima di erogare credito. Il credito viene erogato, se ha caratteristiche di un certo tipo, ovviamente poi si va alle sanzioni. Ed ha anche introdotto il tema del voto capitale, un voto fatto da tanti piccoli azionisti che non hanno capacità o interesse ad esercitare il ruolo di controllo sui vertici degli istituti di credito. Il voto capitario non incentiva la base sociale a un controllo che è necessario sul management, no? Perché loro dovrebbero essere i primi, perché dovrebbero avere un interesse economico. Insomma, Bankitalia di intestarsi delle colpe su quello che è successo nelle banche venete non ne vuole proprio sapere.